Carol Perez, console generale degli USA a Milano, è scesa in visita nella città murata. Ad accoglierla il sindaco Giuseppe Mossa con tanto di fascia tricolore, che l'ha accompagnata nella sala consigliare per il ricevimento ufficiale scandito da un rigido protocollo. Carol Perez ha iniziato la carriera diplomatica nel 1987, salendo costantemente di grado fino ad essere nominata nel mese di maggio 2009 dal presidente Obama console generale degli Stati Uniti d'America. Nel suo curriculum, Carol Perez ha svolto, prima della nomina console generale, gli incarichi di direttore esecutivo e vice segretario esecutivo presso la segreteria esecutiva dei segretari di Stato Powell e Rice dal 2003 al 2009. Il sindaco l'ha accompagnato in un tour conoscitivo dei principali monumenti della città, come il Duomo, dove sono presenti gli affreschi di Davide e Giuditta attribuiti al Giorgione, e il castello di San Zeno, che ospita anche il Museo della Lirica dedicato ai due grandi tenori Pertile e Martinelli, famoso negli States, dove è conosciuto come il leone del Metropolitan di New York. Il console generale Perez ci ha concesso una breve intervista. Ho detto al sindaco che è incredibile perché ci sono tante città bellissime in Italia, tutti con questi tesori come queste cattedrali, è una cosa incredibile. Ci sono due musicisti qui da mia città di Cleveland e quindi sempre io vorrei parlare un po' per stare con i miei cittadini in una città d'Italia. E da nostra parte siamo qui per avere legami più forti tra gli Stati Uniti e l'Italia, quindi credo che stasera è un'opportunità per avere un po' più stretta di questi legami. Dovremmo fare molte cose, per esempio nel mondo della cultura come oggi è importante, anche fare dei business, per esempio sempre stiamo cercando partnerships con le aziende italiane e anche per le americane. E in più questo è un momento dell'economia verde, questa è una cosa molto importante per l'amministrazione di Obama e sempre stiamo lavorando per trovare queste partnerships. Queste sinergie, sì. In serata si è recata, assieme alla figlia e 4 bodyguard, nel Salone Nobile di Palazzo Valeri, dove ha incontrato il docente e gli studenti dell'Università dell'Iowa e soprattutto assistito al concerto del duo clarinet-piano di Carl e Arthur Topilow, provenienti dalla stessa città della Perez, ovvero Cleveland. È stato un concerto scandito oltre che dall'abilità dei due musicisti, che si sono cimentati nei diversi generi musicali, anche dalle improvvisazioni del clarinettista Carl, vero showman, che tra l'altro ha invitato il console a strimpellare, o meglio a battere il tempo, sui tasti del pianoforte del fratello Arthur. Abbiamo intervistato anche il funambolico Carl. Come dico, Renzo Arbore, sì. Americano. Sì, oltre che un ottimo musicista sa anche improvvisare, l'abbiamo vista la sua entrata, il suo ingresso qua. Sì, si deve stabilire un'area leggera, non troppo seria, ma sostantivo nello stesso momento. Mi piace molto di suonare tutti i tipi. Io ho diretto tutte le sinfonie di Beethoven come direttore dell'orchestra e suonato anche O Sole Mio, che ha diretto. I due mondi sono uguali. Cosa pensa di Montecarlo? No, è molto bello, è una città fantastica, molto storia, una città murata come questo è veramente non si trova negli Stati Uniti, cose come queste. E come trovo la cucina? No, è molto interessante, è molto delizioso e abbiamo mangiato cose tipiche della zona. Sì, prosciutto con melone, una pasta e un maiale e tutto.
tutto veramente saporito.